In questa giornata, la giornata del sollievo, si pone l'attenzione alle persone che hanno bisogni di cure palliative. E per far questo dobbiamo guardare alle nostre radici, cioè ai campioni delle cure palliative, gli iniziatori delle cure palliative. Poi guarderemo la numerosità dei bisogni in una popolazione, nella popolazione veneta, nella popolazione della ULSS, quanti sono i pazienti che hanno bisogno di cure palliative, e poi andremo a vedere come la legislazione nazionale e regionale ha tutelato il diritto delle persone ad accedere alle cure palliative e la declinazione di quanto ci dice la regione nella nostra organizzazione aziendale, quindi con tutte le interfacce che la UOC di cure palliative, diffusa naturalmente su tutto il territorio, nei 5 distretti del territorio, ha con gli ospedali, le oncologie, nella particolarità di Padova, nell'azienda ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto, con la medicina generale, con le cure primarie, col volontariato, con le residenze sanitarie, quindi con una numerosità importantissima di interlocutori con i quali sempre di più abbiamo una necessità di lavorare appunto in rete affinché si possa rispondere a ciò che l'OMS nella sua definizione delle cure palliative ci dice: dare sollievo ai bisogni delle persone anche preventivamente, affinché la qualità di vita delle persone e delle loro famiglie possa migliorare in questo momento così complesso. E vorrei sottolineare un ultimo pensiero, che le cure palliative partono presto. La cura del fine vita è un aspetto delle cure palliative, ma l'OMS ci dice sempre, e la letteratura medica ci dice che è un continuum, un percorso dalla diagnosi di malattia grave, cronica, ad andamento evolutivo. Noi possiamo interagire col paziente e con lo specialista che lo cura. Come professionista delle cure palliative ritengo che questa giornata sia molto importante perché diffonde tra la popolazione i principi e il significato delle cure palliative, affinché questa disciplina sia integrata nel sapere medico e diventi bagaglio di conoscenza di tutti i professionisti sanitari e diventi una cultura diffusa nella popolazione, affinché le persone stesse siano più consapevoli dei loro diritti in questa fase complessa e delicata della vita.